E ora il viaggio di Ostregain Tour, lasciata Istanbul, il pullman sta ora attraversando l'Anatolia. Abbiamo raggiunto al telefono il nostro collega Dimitri Feltrin. Dimitri, a te. Buonasera a tutti i telespettatori, l'Ostregain Tour continua, siamo sbarcati in Asia, adesso stiamo transitando in Anatolia. Probabilmente avete già saputo che ieri c'è stato un piccolo incidente mentre transitavamo sulla strada tra Istanbul e Sivas. Infatti in autostrada una gomma del bus su cui stiamo viaggiando è esplosa mentre eravamo in corsa e per fortuna il nostro autista Tiziano Paolini è riuscito a tenere la strada. Ci sono stati sicuramente degli attimi di paura, ma nessuno si è fatto male, la corriera è integra. L'incidente ci ha portato un ritardo di 2-3 ore, però la gomma è stata sostituita, abbiamo già rimpiazzato la ruota di sota e nella serata di ieri siamo arrivati nella città di Sivas verso le 23:30. Questa mattina sveglia alle 6, breve visita della città e poi siamo ripartiti alla volta di Doğubayazit, piccola cittadina che si trova a 35 km dalla frontiera iraniana, che domani mattina tenteremo di varcare. Stiamo viaggiando in questo momento nella regione di Erzurum a 1800 metri di altitudine circa, ci mancano circa 200 chilometri alla nostra meta e siamo sicuri che tutto andrà bene. Nonostante i piccoli inconvenienti siamo stati, direi, fortunati e l'Ostregain Tour continua. È tutto per questo.